Migliori giocatori mondiali. Bartleby. Bah, una leggenda, insomma, una pippa. Ah, cazzo vuole? Ah, stavolta non sta attaccando me, sta attaccando il mio capo. Yeah! Penetration. My heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Eccoci qua ragazzi con il nostro replay. Come avete visto dalla intro, il giocatore Bartleby attualmente classificato come primo in tutto il mondo. Purtroppo lui non è stata la prima leggenda che attualmente non so, è scomparso, non so più com'è che si chiamava, qualcosa del genere. Comunque vediamo l'attacco del nostro amico Bartleby. Naturalmente ha tentato di fare due... Ok, cazzo, perché vi ho spoilato? Ha tentato di fare 2 stelle al mio capo clan. Purtroppo il mio capo clan c'ha culo ed è riuscito a difendersi. Infatti qua stava rischiando di grosso. Se le mongolfiere quando cadevano distruggevano il town hall era già una stella assicurata. Infatti in questo caso il nostro amico Bartleby ha avuto un po' di sfigi, dato che c'erano le Taser, gli Alco X e la Regina 40 che ha un po' distrutto le mongolfiere. Allora il nostro amico è arrivato al 37%, tra poco farà il 40%. E diciamo che se faceva fail perdeva tipo cose come 48-49 coppe, erano tipo bestemmie atomiche. Ma lui ha deciso non di andare a prendere il town hall come avrebbe potuto fare da qua, dal basso. Invece il nostro amico andrà a fare un'altra penetration. Infatti metterà delle mongolfiere qua per distruggere un pochino di percentuale. E alla fine metterà i suoi mitici eroi al 40 per fare penetration. Ecco, Re Barbaro al 40, Regina al 40 e 48, 49 ed è già 50%, perciò Marco se una schiappa in difesa, vabbè, era una leggenda, perciò non hai potuto fare niente. Vediamo in questo caso che la mia connessione mi sta mandando a fanculo e c'è qualcosa di merda che fa su e giù, su e giù. Ok ragazzi, è finito il replay. Questo è il video di oggi, so che è durato un pochino poco, perché avevo solamente un replay di una leggenda, non avevo 2 purtroppo. Attualmente su YouTube Italia girano veramente pochissimi video sulle leggende, perciò se volete potete condividere questo video sui gruppi di Facebook, WhatsApp, con i vostri amici, con il nonno, il papà o con la vostra professoressa che gioca a Clash of Clans. A parte gli scherzi, condividete questo video e fatelo vedere ai vostri amici, raga. Questo era tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Allora ragazzi, guardate bene i maghetti che sono posizionati in alto a sinistra. Come potete vedere c'è solamente il mastino che ha danno 10 e se la prende con i maghi. Guardate, è esploso e ha distrutto i maghi, non ci sono più i maghi.